Assessore, deliberate oggi importanti risorse per il comparto agricolo, per il sistema dello sviluppo rurale. Sì, credo che sia una giornata importante. Oggi abbiamo approvato in giunta i bandi per le filiere agricole all'interno del programma di sviluppo rurale. È un bando fra i più importanti dal punto di vista finanziario, oltre 30 milioni di euro, e anche un bando fondamentale dal punto di vista della strategia. Eh, Stimolerà, e speriamo in maniera positiva, le nostre aziende a fare degli accordi, a mettersi insieme, a cercare di fare rete e soprattutto ad avere un contatto e una collaborazione più proficua dalla produzione all'agroalimentare. E ovviamente il bando, come ricordavo prima, più importante dal punto di vista finanziario, servirà, e io spero che serva, proprio per migliorare la competitività delle nostre imprese. Vicino al programma di sviluppo rurale abbiamo anche un importante investimento di partenza sulla legge 80 per gli addetti al settore, il fondo di rotazione per l'agricoltura, ormai uno strumento consolidato e riconosciuto dal settore agricolo che ci permette di finanziare a tasso agevolato, anzi a tasso zero, per fino a 20 anni gli investimenti delle imprese agricole, 20 milioni per gli investimenti, 8 milioni anche per il consolido delle passività, quindi un altro investimento che permette alle nostre imprese sia di pensare a un investimento e una crescita, ma anche di ritrovare un minimo di serenità ristrutturando i propri debiti.